quel gran beneficio della natura di averci nascosto l'ora precisa della nostra morte, che veduta con precisione basterebbe per istupidire di spavento e scoraggiare tutta la nostra vita. Giacomo Leopardi, dallo Zibaldone, 20 gennaio 1820. In laude coronavirus. È accaduto questo. 5 poeti hanno trovato, repertato quel filo sottile che la poesia aveva intessuto fra di noi, in un momento particolare per gli uomini, per le persone, nel momento di una improvvisa, inaspettata epidemia. Cosa è accaduto con la comparsa di questa epidemia, di questo virus strano che non ci sarebbe mai aspettato di incontrare? È accaduto che dopo tantissimo tempo l'uomo ha dovuto fare i conti con il pensiero, con la previsione, con il senso, con il significato della propria morte. Nell'età moderna, nell'età contemporanea, il senso della morte è stato ricacciato, è stato esorcizzato. Di questo sono anche colpevoli molti filosofi, probabilmente, o i sociologi. Comunque anche il pensiero nobile ha contribuito a questa scomparsa del senso della morte. E allora nelle menti si è verificato un inganno in queste settimane, in questi giorni così pieni di paura dell'ignoto, ma soprattutto di paura della morte. Si è creato un pensiero di inganno, che è l'inganno della averità, della assenza, della mancanza della verità. E questa averità porta l'uomo su un crinale non indagato, sconosciuto, non previsto, non se ne sa altrove. Questo inganno della verità è sedimentato nelle menti anche dei poeti. Riflettevo su questa dichiarazione del senso della morte nel passato, nella storia dell'arte, nella storia della letteratura, e allora ho riportato a me la Ballade des Pendus di François Villon, questo grande poeta tra virgolette folle del 400, ma estremamente contemporaneo nella sua poetica, e in particolare quando dice: Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tu nous veuilles absoudre. Non sognatevi di entrare nella nostra confraternita, noi impiccati, noi destinati alla morte corporale, ma pregate Dio che tutti ci assolva. Ecco, nel 400, ancora pure in un uomo modernissimo come Villon, il senso della morte era mitigato dalla ricerca di Dio, dal rapporto con la divinità, perché la divinità era quella che doveva assolverci, cioè perdonarci di tutti i nostri errori. È questo che l'uomo ha perduto. E allora ho riportato anche la morte della Vergine che Caravaggio dipinse nei primi anni del 1600, e lì questo grande profeta, che fu appunto Caravaggio, ritrae il corpo di una prostituta romana tirata fuori dal Tevere, annegata e circondata nella sua opera dal consesso degli apostoli, i quali, pur essendo
normalmente vicini a Dio, in quel momento, cioè di fronte al punto della morte, al momento presente della morte, hanno perso quella sicurezza del contatto con Dio, e allora sono degli astanti che cercano questa verità che è diventata una assenza di verità, la verità della perdita del rapporto con Dio. Io credo che questa sia la sensazione forte che noi poeti abbiamo avuto in questi giorni di smarrimento. Abbiamo probabilmente compreso che quell'inganno della verità si è insinuato tra noi, e allora abbiamo perso definitivamente quella significanza, quella bellezza del rapporto col divino che può giustificare tutto, anche il male nel mondo. E allora io, Vasco Mirandola, Marco Marangoni, Plinio Perilli e Giacomo Witt abbiamo fatto quello che potevamo fare, abbiamo scritto poesia. Colorare il rosso su crinali di sciocche volontà. Assicurare slarghi è il suo compito, suo solo nel fluire di quell'acqua. Sciolto il bardo vorrei prenderti da mezzo in sere di luci, accompagnate a violente intese sul sagrato. Soggiorna l'idea di quel sangue. Se dovessi togliermi il rovello, scenderei il ponte della scelta, e non illusione, ma arbitrio, dove là si assicura il passo. Non volere né attingere al sole strofe rosse. Nel peregrinare tra fini e mattini, montaperti mi colora in ciò che non so. Scempio e tempio è il mio andare. Questa era una poesia di Giorgio Bolla. Ci sarà un remoto paesaggio anche del capitalismo. Le montagne di soldi che non valgono più niente, ci sarà un silenzio nuovo, le reti spente, le spine appese. Ma cos'era allora, diremo, al fuoco della sera? Bruceremo scatole di carta e cartamoneta per far la luce e caldo, per controllare la notte preistorica, per riflettere da qua giù, per sentire che la vita è quell'arca. Senza un quando. Venivamo dai bagliori delle ambulanze, da quel tempo senza volto, senza corpo. Venivamo dal silenzio, quello che accade dopo, quando tutto si ferma e le strade sembrano notti senza lampioni. E dove saremmo andati non lo sapevamo. Non sapevamo se il tacco sull'asfalto avrebbe lasciato ancora suono, o se girandoci indietro avremmo ancora fatto apparire il prima e tutto quello che nel prima non avevamo visto. Ci chiedevamo, che vita sarà questa, senza il frinire degli occhi, senza poter dire ti abbraccio mondo, e poi farlo per davvero. Gloria verde brillio, preghiera al Covid-19. Si può parlare a un microbo? Detto nefasto, malefico. Ed ora, tra tanti infinitesimi esseri viventi, ricercato e indagato in laboratorio come killer trasparente, super wanted d'ogni microscopio. Ma debbo proprio pregarti. Ecco, quando hai deciso di trasmutarti terrifico, come e perché è successo che la tua vita ignota e minimale potesse contagiare, vampirizzare la nostra? Virus eppure già divo universale, archistar da ogni micron, o forse subconscio unicellulare. Entra Sua Maestà, il coronavirus. Architetto, artefice lì dentro al nulla che invece decide tutto. Non appari ma vigi, regni meglio se uccidi, e profani come cattedrale di bronchi e ossigeno ogni nostro respiro.
bestemmi, risucchi i palpiti a blasfemi colpi di tosse, mentre ti bei nel muco, fra le navate delle mucose. Si può pregare, scongiurare un microbo? Te che ci sei apparso come il batterio Giuda, un Caino patogeno che fagocita gli orizzonti sereni, la flora benefica con cui noi amiamo o digeriamo, e qui ci insidi ogni abbraccio, a controprova del nostro essere fragili. Oh, è vero, uomini fatalmente morituri, maldestri e screaturati di vanità e stoltezze. Ma se è vendetta, proprio non serve catechizzare i trascorsi, sia tu sentenza biblica, nuova piaga d'Egitto o perfida, fermentante iattura astrale. Varrebbe come le profezie di Nostradamus, o peggio, la trama d'un filmaccio epidemico noioso di morte. Tutti pessimi attori noi umani, bravi solo i medici, gli infermieri che davvero si immolano, superbi solo voi virus, perfetti nella parte del Covid-19. Trasponiti dunque, buono. Avvieni in noi sano e giusto, muta e torna batterio diligente, cara entità benefica e enzima che aiuta il corpo del singolo del pianeta azzurro. Miliardi tuoi simili, come sempre, ci aiuteranno a farci vivere, trasformare, assimilare la vita, succo a succo, poltiglia di meraviglie, appassionato incanto genitale, pH fisiologico che desidera, carezza armonia. Torna mite, batterio, briciola di luce che feconda e accudisce anche il buio. Scheggia d'una preghiera che noi oggi innalziamo al Dio di tutti, che ci è sacro. E se c'è, ed è certo, è vero, anche te ha creato, battezzato fra la polvere d'oro e il fango luminoso dello scibile, col tuo tondo corpicino celeste e microsfere rosse come gemme, carati da coroncina. Baci e bacilli, cocchi, vibrioni e spirilli. Eubatteri ed archei che pure meritano, affrescano una loro invisibile sistina. Coronavirus, che forse anche tu in pace ti salvasti nell'arca di Noè dal diluvio terminato sul becco della bianca colomba. Sì, rametto d'ulivo. Scoria. Verde brillio. Plinio Perilli, Roma, 15 marzo 2020. Il Gran Tren. Chi che il poi harà per pren il pie dalla glass? E se si spacca, se che il ciatarà o la sot. Il Gran Tren. E se non si spacca, e a scarabicea doma sens e disens. A voglia dici che non ti pesis proprio nuia. La grande angoscia. Chi poserà per primo il piede sul ghiaccio? E se si rompe, cosa troverà là sotto? La grande angoscia. E se non cede, scarabocchia solo segni e disegni, significa che non pesi proprio nulla. Questa era una poesia di Giacomo Witt.